Qui vicino a me un rappresentante di ogni squadra, grazie. Ecco, chiamo qui vicino a me l'amica Marina, che è una consigliera del municipio Quarta Medieval Bisagno, che vi vuol dire due parole, grazie. Allora, intanto scusatemi per la voce che è terribile. Io porto il saluto del municipio Quarta Val Bisagno, del presidente Gianelli e dell'assessore Nicora, che non sono presenti. Il municipio Quarta Val Bisagno ha sempre cercato, almeno ultimamente abbiamo cercato di fare in modo che le tradizioni del dialettale, del canto, insomma tutto quello che è il nostro passato siano mantenute e se possibile diffuse nella maniera il più possibile profonda. Quindi non posso che essere contenta di questo raduno di canterini, anche perché io qua venivo da piccolina con mio papà a sentire i canterini, quindi vedo che la tradizione continua e mi sembra che continui in un bel modo. Ringrazio tutti i canterini che sono venuti, soprattutto ringrazio Franco che ha veramente lavorato tantissimo per questa cosa. Grazie a tutti. Allora l'amica Marina rimane ancora qui con noi un attimo. E qui davanti a me un rappresentante di Alanterna, il circolo Arci da questo piccolo presente. Un rappresentante degli amici di Sant'Olcese. Un rappresentante del gruppo Val Bisagno. Un rappresentante dei gruppi Tralalero. Gruppo spontaneo Tralalero. Un rappresentante della squadra. E un rappresentante dell'Albenga, Albenga Casa. Lascio un attimo. Vorrei un altro bis. Ok, grazie. Lascio un attimo il microfono al rappresentante del gruppo di Albenga perché voleva dire due parole. Grazie. Chiuderemo, o meglio noi saremo i primi a chiudere questa piccola rassegna con due pezzi, però io volevo esprimere tutta l'emozione che come squadra abbiamo, perché dal 1982 praticamente che non veniamo più a Genova a cantare come squadra Albenga Canta. Ci eravamo un po' persi nei bricchi dell'Ingauno e delle Valli Ingaune e eravamo rimasti un po' fuori, e poi grazie a Luciano del Tralalero Channel siamo riusciti a prendere un po' i contatti e abbiamo preso anche un po' il coraggio a due mani e abbiamo detto vabbè, ma perché non dobbiamo andare anche a Genova? E la Tana del Lupo, lo sappiamo, il nostro Tralalero è quello di Ponente, non è quello di Genova, forse è un pelo diverso, però ci piace tanto e noi volevamo essere presenti per forza alla prima manifestazione possibile. Peccato che tutte le volte che ci muoviamo nevica o quasi. Ne abbiamo già perso una. Però siamo qua e adesso vorremmo presentare ancora un pezzo, due pezzi. Mi è dovere dire che nel manifesto non compare nessun direttore, anche perché il nostro maestro storico ha deciso di non proseguire con noi, è stato quello che ci ha insegnato tutto, ci ha dato tutto. Siamo una squadra che praticamente ufficialmente esistiamo dal 1981, ma in realtà è dal 1978 che Albenga Canta continua a girare per le piazze e cantare, fare quello che può. E qua siamo in formazione ex novo, perché purtroppo voi sapete meglio di me, i canterini vanno e vengono, il cerchio è sempre aperto per tutti, però ogni tanto si stringe sempre di più perché manca qualcuno. E ogni tanto si riapre perché entra qualcuno nuovo. Noi abbiamo la fortuna di avere un primo abbastanza giovane che è entrato adesso e quindi i pezzi che presentiamo sono
per il momento ancora al minimo, ci rifaremo prossimamente con qualcosa di meglio, ok? Grazie a tutti per l'attenzione. Bene, adesso